Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Caldo, la settimana più calda con l'abbraccio soffocante di Caronte che avvolge la Sicilia, temperature che potrebbero superare i 43 gradi, bollino rosso oggi a Palermo e arancione domani a Catania. Umore nero tra le bancarelle del mercato di Picanello a Catania con i commercianti che devono fare i conti con la cenere ancora presente per strada. Il sindaco trantino emana un'ordinanza per rimuovere entro 20 giorni la sabbia vulcanica, polveri sottili altamente irritanti, dice l'ARPA. La crisi idrica non risparmia nessuna zona della Sicilia, da lunedì anche a Palermo razionamento dell'acqua, mentre ricominciano i blackout elettrici, proteste dalle associazioni di categoria. Caccia al covo di Messina, denaro perquisito un complesso residenziale a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Santa Rosalia, inascoltate le parole del vescovo Lorefice che aveva condannato lo spaccio del crack come la nuova peste. Negli stessi momenti pusher in azione liberamente sotto gli occhi di tutti. Al Parlamento europeo di Strasburgo si parla di Sicilia nella prima seduta plenaria, altro passo avanti verso la realizzazione del ponte sullo stretto. L'UE impegna 25 milioni per il completamento della rete dei treni. Al Taormina Film Festival, protagonista l'amore nell'anteprima mondiale del film L'invenzione di noi due. Un docufilm racconta invece la Sicilia attraverso la storia del giornalismo e del quotidiano L'Ora. Calciomercato, il Palermo a caccia di un terzino sinistro. D'Andrea è a un passo dalla firma con il Catania, interessato anche a Davide Merola. Domenica amichevole dei rossazzurri contro l'Assisi. E come dicevamo nei titoli, l'anticiclone africano arroventa la Sicilia. Palermo oggi è da bollino rosso, in alcune zone dell'isola anche picchi di 43 gradi. Marco Gullà. Caldo, afa, umidità, la peggiore combo in questo periodo di metà luglio. Temperature che in alcuni centri toccheranno anche i 40 gradi, con bollino rosso a Palermo e giallo a Catania e Messina. Il tutto sotto un sole cocente. L'anticiclone africano imperversa sulla nostra isola. Questa probabilmente, secondo gli esperti, sarà la settimana più calda dell'estate 2024, con picchi oltre i 40 gradi. Bollino rosso, cosa vi chiedono principalmente i turisti? La granita con tè al limone si rinfrescano, e poi del gelato con le brioche, diciamo cose rinfrescanti, perché con questa allerta meteo proprio siamo accaldati da morire. Secondo gli esperti, Caronte diventerà sempre più potente con la colonnina di mercurio che insistentemente continuerà a salire, mantenendosi di giorno sempre sopra i 34-37 gradi su tante città, con picchi addirittura di 42-43 gradi sulle zone interne della Sicilia. E allora il rimedio non può che essere bere tanta acqua. Sì, diciamo di sì, poi poca ombra, per cui tanto caldo. Gli altri quali sono? Gli altri metodi quali sono? Stare all'ombra, ma l'albero non c'è, alberi non ci sono, quindi stiamo a casa, aria condizionata, coi piedi dentro la vasca e basta. E allora scappate a casa? Sì, stiamo proprio andando là, grazie. Ma attenzione, perché questo turista australiano la pensa diversamente rispetto alla maggioranza. Sì, è vero caldo. In Australia Non fa freddo. Non fa freddo in Australia. meglio il caldo o il freddo? Caldo per me. E allora sei nella regione giusta. E l'altro problema di questi giorni è l'emergenza cenere a Catania. Il sindaco trantino ha emanato un'ordinanza per rimuovere entro 20 giorni la sabbia nera dell'Etna a tutela della salute dei cittadini e l'esperto dice che le persone con problemi respiratori devono indossare la mascherina. Giusy Lazzara. Sono invisibili ma altamente irritanti. Ci risiamo anche questa volta, respiriamo le polveri sottili nella cenere vulcanica dell'Etna. La preoccupazione sale per la presenza dell'aria grigia che ha anche ripercussioni sulla salute, soprattutto per chi soffre di patologie respiratorie. Chi ha l'asma, la broncopneumopatia cronico ostruttiva, tra tutte quelle più comuni anche, indossare la mascherina se si sta ovviando al problema della pulizia del balcone o delle
delle zone antistanti le abitazioni, quindi per evitare che appunto il fattore irritante possa penetrare nei polmoni. Deve prestare comunque attenzione anche chi non ha problemi polmonari. La cenere vulcanica ha delle composizioni appunto a base di silicio, quindi di cristalli, che possono depositarsi chiaramente nelle vie respiratorie e fungono chiaramente da irritanti, proprio perché sono delle particelle sottili, piccole, possono fungere da fattore scatenante per una riacutizzazione della sintomatologia respiratoria. È una corsa contro il tempo anche per l'amministrazione comunale di Catania, con il sindaco Trantino allarmato per l'elevato livello di polveri sottili nell'aria in alcune zone della città. L'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, ha rilevato il 50% in più di queste polveri. Così Trantino ha emanato un'ordinanza con la Protezione Civile a tutela della salute dei residenti per rimuovere entro 20 giorni la cenere stimata in 4.000 tonnellate. Già rimosse 350 tonnellate di sabbia nera con lo spazzamento meccanico e manuale. E rimaniamo a parlare di cenere perché a Picanello le bancarelle del mercato sono ancora montate sulla cenere. Nessun controllo, neanche dei vigili, non va meglio al campo scuola dove allenarsi diventa un pericolo. Tonino De Mano. L'Etna visto da Picanello, con l'azzurro del cielo a fare da sfondo, la cenere dell'Etna a terra, al campo scuola e al mercato rionale. Sono le facce della stessa medaglia, da un lato la bellezza, dall'altro il disagio e la preoccupazione di convivere con la sabbia vulcanica che ricopre ogni cosa, dà fastidio agli occhi e si infiltra nei polmoni. Sapevo di trovare la terra e ho dovuto scopare a terra. E l'ha trovata? L'ho trovata e come se l'ho trovata. I vigili urbani non si vedono. Siamo abbandonati a noi stessi. Bancarelle montate sulla cenere, operatori che di buon mattino sono costretti a ripulire il proprio spazio di pertinenza, eppure pagano la concessione perché da queste parti non si è visto nessuno, vigili urbani compresi. È devastante, capisco che la terra è stata troppa, ne è caduta in quantità sproporzionata. Aiutateci comune o chi si interessa di queste cose, per favore. Dopo 20 giorni ancora la piazza è piena di terra. Lei lo sa che c'è un pericolo invisibile? Sì, è la terra dell'Etna. I furgoni quasi nascondono il campo scuola, ma basta varcare il cancello della struttura sportiva per sentire un altro coro di protesta. Lei vedendo il campo pensa che ci possiamo allenare? Per poco in una curva mi fratturavo la gamba. E abbiamo tolto diverse carriole, diciamo una 20-30 carriole di terra. È stato più faticoso raccogliere la cenere o fare un giro di campo sotto il sole? Ma sicuramente togliere la cenere è stato molto faticoso. In centro qualcosa si muove e sono le spazzatrici della Gema che ripuliscono la via di San Giuliano tra le vie 6 Aprile ed Etnea, mentre qualche difficoltà per le solite auto in divieto di sosta è stata registrata in piazza Manganelli e in via Monsignor Ventimiglia, strade in cui saranno necessari altri passaggi per completare la pulizia. E nelle prossime ore, sempre dalle 4 alle 10, è prevista la pulizia di Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà e Piazza Giovanni XXIII. E chiudiamo il cerchio con le criticità di queste ore in Sicilia con la crisi idrica che non risparmia nessuna zona dell'isola. Da lunedì anche a Palermo scatterà il razionamento dell'acqua, mentre a drammatico contorno ricominciano i blackout elettrici, proteste dalle associazioni di categoria che chiedono più velocità negli interventi della regione. Manlio Viola. Acqua razionata anche nella città di Palermo da lunedì. Lo annuncia l'AMAP, l'acquedotto palermitano, una notizia che fa ripiombare la città negli anni '80, quelli della grande sete. Non è ancora noto come sarà razionato il prezioso liquido e c'è grande attesa per conoscere il piano che uscirà dal tavolo di crisi di domani. Come se non bastasse arrivano anche i blackout elettrici. Da ieri pomeriggio un ampio tratto della centralissima via Libertà fino a via San Polo è rimasto senza corrente elettrica per un guasto fino a notte fonda. Notte dunque di super lavoro per i vigili del fuoco e migliaia di famiglie senza luce, senza aria condizionata e anche senza acqua, semafori spenti e grande rischio in strada. Ma quel che approda in città per quanto riguarda i disagi è soltanto una minima parte di quel che avviene nelle campagne. Fra Enna e Caltanissetta acqua potabile nelle case dei paesi interni anche ogni 3 giorni, nelle campagne del Trapanese e dell'Agrigentino acqua reflua per irrigare, nelle campagne della Sicilia centro-orientale adesso esplode anche l'allarme cinghiali che non trovando cibo a causa della siccità saccheggiano interi campi coltivati. Per le associazioni di categoria la regione sta facendo poco e troppo lentamente, bisogna accelerare e coordinare gli interventi. La situazione della siccità purtroppo giorno per giorno continua a peggiorare. Vediamo ovviamente
dopo quelli che sono stati i danni che ci sono stati nei comparti zootecnico e cerealicolo, anche altri comparti in grossa difficoltà. Sicuramente c'è da affrontare il problema, da affrontarlo un po' come era stato ragionato insieme al governo regionale, con dei tavoli che possano gestire le poche risorse disponibili e metterle a disposizione di quegli agricoltori che ne hanno ovviamente più necessità. È un lavoro di giorno per giorno che siamo pronti ad affrontare insieme alla Regione Siciliana. Manca infine l'acqua anche nei processi produttivi, nelle aree industriali e in quelle artigiane, un problema non da poco per l'intero sistema produttivo dell'isola, già non in grande salute. Mattinata di perquisizioni dei carabinieri del Rosso in un residence di Mazara del Vallo alla ricerca di un ipotetico altro covo di Matteo Messina Denaro e dunque di altri segreti. Una chiave ritrovata nell'auto sequestrata al Bosso apre il cancello di un condominio dove si pensa sia stato in compagnia di Lorena Lancieri, una delle sue amanti ora in carcere. Sentiamo Roberta Lunghi. Ci sono da scoprire molti segreti su Matteo Messina Denaro. Sono le parole del procuratore di Palermo e capo della direzione distrettuale antimafia Maurizio De Lucia, e alcuni di questi segreti sono forse collegati a una chiave ritrovata all'interno dell'auto che era stata sequestrata al Boss all'interno di un garage di fronte al cosiddetto terzo covo di Campobello di Mazara, 5 giorni dopo la sua cattura avvenuta a Palermo il 16 gennaio 2023. Quella chiave apre il cancello di un condominio di Mazara del Vallo in via Castelvetrano 45C ed è lì che i carabinieri del ROS stanno effettuando perquisizioni negli appartamenti alla ricerca di un altro ipotetico covo. Di chiavi, infatti, nell'Alfa Romeo nera sequestrata gli investigatori ne hanno trovate altre. Resta da capire se una di queste possa girare la serratura di un appartamento o di un garage del condominio. Che Messina Denaro si spostasse spesso verso Mazara del Vallo si è scoperto grazie all'analisi del cellulare e alle telecamere di sorveglianza della zona che hanno svelato il passaggio proprio nei pressi del condominio, oggetto di perquisizioni, della Giulietta nera, del boss e dell'auto di una delle amanti. Tra le figure chiave per la sua vita e per la protezione della latitanza, Lorena Lancieri, la sua vivandiera, attualmente detenuta e condannata a 13 anni per mafia. La convinzione che Messina Denaro, morto all'Aquila il 25 settembre 2023, usasse conservare documenti e scritti di varia natura in luoghi diversi è ormai salda negli investigatori che adesso, dopo i tanti pizzini trovati su salute, annotazioni personali, nei covi di Campobello, a casa della sorella Rosalia, recentemente condannata a 14 anni, sono adesso alla ricerca di riscontri su affari e dunque su rendiconti di denaro. A distanza di 1 anno e mezzo dalla sua cattura sono 14 complici arrestati e le case sospette passate al setaccio, come le villette sul mare di Torretta Granitola, suggestivo luogo tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Sono tante le chiavi da provare per aprire qualche porta, mentre le indagini proseguono serrate. Il crack è la nuova peste, così aveva detto l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice durante la celebrazione del festino di Santa Rosalia. Ma non scalfisce l'animo dei pusher che poco vicino, indisturbati, continuano a spacciare sotto gli occhi di tutti. Vi vogliono pupi dipendenti da manovrare per i loro perversi guadagni. Rimanete liberi con Rosalia. Parole forti, dure, quelle dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Il suo anatema durante la celebrazione del festino di Santa Rosalia si sperava potesse scuotere qualche coscienza e invece no. L'arcivescovo ha bacchettato anche la politica che poco ha fatto per fronteggiare l'emergenza. Mentre Lorefice parlava proprio nel perimetro del festino c'è chi però spacciava liberamente crack. A raccontarlo ai nostri microfoni è il papà di Giulio, giovane morto per overdose proprio da crack. Entrando a casa perché ero andato anch'io al festino, la vucciria era piena di spacciatori, stavano facendo il loro lavoro di cedere la morte a giovani ragazzi. Eppure le forze dell'ordine presidiavano tutta la zona, ma nessun pusher è stato fermato o arrestato. È stata una cosa che mi è sembrata assolutamente paradossale e grottesca, che in tutte le traverse del centro storico erano presidiati dalle forze di polizia, però alla vucciria stava accadendo questo così senza nessun pudore. Il crack è la nuova peste, ha più volte gridato l'arcivescovo Lorefice. È una peste molto silenziosa e insidiosa, perché allo Stato non si vede nulla, però è un fenomeno molto sotterraneo, molto nascosto
e purtroppo io penso che entro la fine dell'anno cominceremo a vedere dei risultati purtroppo nefasti. Un altro passo avanti verso la realizzazione del ponte sullo Stretto. L'Unione Europea impegna 25 milioni di euro per il completamento della rete dei treni. Soddisfatta la Lega, la sinistra parla di bluff. Luca Ciliberti. Il ponte che collega la Sicilia all'Europa passa dallo Stretto di Messina. La Commissione europea ha deliberato il cofinanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo per un importo di 25 milioni di euro, pari al 50% della quota prevista per la progettazione ferroviaria. Per il Ministero dei Trasporti si tratta di un riconoscimento importante sulla qualità dell'opera, di una scelta che consolida la proficua attività di dialogo avviata dal vicepresidente e ministro Salvini con la Commissione europea sin dall'inizio del suo mandato. Questo nuovo passo, questo nuovo finanziamento è la dimostrazione che si va avanti rapidamente e speditamente verso una opera che rimarrà negli annali ovviamente e che servirà effettivamente non soltanto alla Sicilia ma al meridione e all'Italia intera. Critica invece l'opposizione. Un altro imbroglio. Viene fatto un finanziamento, pensate, di ben 25 milioni di euro in un'opera di 14 miliardi di euro per realizzare il binario sul ponte che non si potrà fare. L'Unione Europea ha sostanzialmente contribuito a finanziare il binario ferroviario, ma non ha ancora avuto la possibilità di esaminare il progetto del ponte. In questi giorni i parlamentari europei siciliani sono impegnati a Strasburgo per la prima plenaria della nuova legislatura. Giovedì è prevista la votazione per eleggere il nuovo presidente della Commissione Europea, con Ursula von der Leyen in pole position, ma i gruppi politici in questo momento sono in cerca di punti di incontro o di rottura che caratterizzeranno le prossime scelte dell'Unione. Il carabiniere è morto per il morso di un ragno violino, la casistica e i rischi degli incontri ravvicinati con questi insetti, i pericoli delle vacanze al centro del Focus di oggi, in onda alle 14.30 su Telecolor, ospiti di Lorena Dolci, l'entomologo Santi Longo e l'infettivologo Carmelo Jacobello, anche in streaming su lasiciliaweb.it, linea WhatsApp per le vostre domande al 342 745 5005. Adesso c'è la pubblicità. Ad Agrigento una delle spiagge di San Leone è colma di detriti dopo i lavori di ripristino della pista ciclabile. La gente è indignata, costretta a fare il bagno tra pericoli e la paura di farsi del male. Davide Sardo. Non sapevamo neanche fosse in queste condizioni sinceramente, non ci aspettavamo che ci fossero alberi che uscissero dalla sabbia, questo genere di cose. Ma è pericoloso fare il bagno qui in questo mare? Sì, molto pericoloso, è una vergogna avere una terra del genere e ritrovarci così. Chi mangia fa molliche, il problema è che quando finisce di mangiare non raccoglie le molliche. Ecco metaforicamente ciò che accade ad Agrigento, dove è ormai prassi consolidata nel tempo che quando si concludono dei lavori non si ripristina lo stato dei luoghi iniziale, rimuovendo materiali e detriti. Si tratta di lavori compresi e pagati nell'appalto che a sua volta è pagato dai cittadini. Nessun organo preposto al rispetto dell'obbligo contrattuale interviene. Adesso tale regola di inciviltà e di strafottenza è stata appena confermata a San Leone, la frazione balneare di Agrigento, al Viale delle Dune, dove già da alcune settimane sono conclusi i lavori di recupero della pista ciclabile travolta dall'erosione marina. Sul posto vi sono ancora i guardrail scassati, i tronchi d'albero sradicati, altro materiale risulta e finanche tubi di ferro sporgenti in acqua a rischio di gravi incidenti. Qui un cantiere è stato dismesso, un lavoro pubblico non privato, e ci sarà stato sicuramente qualcuno che avrà certificato che i lavori sono stati svolti a regola d'arte. Invece vediamo guardrail abbandonati qui sugli scogli, rami lasciati in spiaggia, ferri che fuoriescono dal mare, dalla battigia, e i bambini che giocano tutto intorno. Questo è un lavoro fatto male, ma soprattutto è un pericolo pubblico. Una testimonianza di mancanza di responsabilità e di incoscienza che ha tanto indignato l'opinione pubblica. Ai bagnanti si raccomanda attenzione.
Fumetti e solidarietà a Catania, 10.000 euro sono stati raccolti nell'asta di beneficenza del Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, il tradizionale appuntamento con la solidarietà targato Etna Comics, grazie alle opere realizzate per l'occasione e donate dagli artisti che hanno partecipato alla manifestazione. Anche quest'anno ha permesso di raccogliere una considerevole cifra che è stata donata alla Locanda del Samaritano, struttura che accoglie le persone senza fissa dimora del territorio. E ci spostiamo a Taormina, al Taormina Film Festival, ieri protagonista l'amore, gli innamorati come eroi moderni nell'anteprima mondiale del film L'invenzione di noi due. Un docufilm invece racconta la Sicilia attraverso la storia del giornalismo e del quotidiano L'Ora di Palermo. Roberta Lunghi. Questa è la storia di come mi sia riuscito di tramutare l'amore in cenere, poi la cenere di nuovo in amore. È come un funambolico passo a due, quello di Silvia D'Amico e Lino Guanciale nell'Invenzione di noi due, il film di Corrado Ceron, presentato in anteprima mondiale ieri al Taormina Film Festival, che proseguirà fino al 19 luglio. Nella storia l'amore di Milo e Nadia, nato su un banco di scuola, poi lo spegnersi del sentimento e la lotta per non perdersi, resta accesa e valida nel 2024 la figura di chi ama come un eroe moderno. Un piccolo grande eroismo quotidiano, quello di mettere al primo posto il rapporto in cui hai investito tutte quante le energie affettive e sentimentali della tua vita. Tra Hollywood e l'Italia, al Taormina Film Festival, la Sicilia fa quasi da filo conduttore. Al Palazzo dei Congressi si ripercorre infatti la storia di un giornale, L'Ora, inchiostro contro piombo, per la sceneggiatura di Claudio Fava. Ci racconta un modo straordinario, assolutamente nuovo per l'epoca, alla fine degli anni 50, di fare giornalismo. Non solo di fare giornalismo sulla mafia e contro la mafia, di fare giornalismo. La sera, al Teatro Antico, ha riservato 70 minuti di pura gioia ed emozioni con Veniamo a quel paese, il concerto con le musiche di Carlo Crivelli per i film di Ficarra e Picone, divertenti sul palco, suonate dall'Orchestra Sinfonica del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. E una notizia dell'ultima ora riguarda il divieto di lavoro in Sicilia nelle ore e nei giorni più caldi per alcuni settori a rischi. È quanto prevede un'ordinanza urgente firmata dal Presidente della Regione Renato Schifani, valida con efficacia immediata e fino al 31 agosto prossimo per gli addetti nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini che svolgono attività fisica intensa e in prolungata esposizione al sole, quindi il divieto di lavoro nelle ore e nei giorni più caldi. Adesso c'è la pubblicità. Ultima parte del nostro telegiornale dedicato allo sport, al calcio. Il prossimo colpo di mercato del Palermo potrebbe essere un terzino sinistro per D'Andrea. Manca solo la firma nel contratto con il Catania. Il club rossazzurro è interessato anche a Davide Merola. Domenica amichevole contro l'Assisi. Sergio Colossi. Il Palermo, che aprirà il campionato di Serie B con l'anticipo di venerdì 16 agosto a Brescia, come già avvenuto l'anno scorso a Bari, è sulle tracce di un terzino sinistro e nella lista si è aggiunto il cipriota Nicolas Ionnau in uscita dal Como. Allenamento personalizzato per gli ultimi arrivati Henry e Nicolau insieme a Ceccaroni per mettersi al passo con i compagni. Dopo il rinforzo in difesa del centrale Mario Ierardi, il Catania concentra le sue attenzioni di mercato sull'attacco. Per l'ufficialità di Filippo D'Andrea dal Cerignola è questione di ore, ma il club etneo insegue anche una punta centrale di livello assoluto. L'altro obiettivo è rappresentato dalle cessioni. In ritiro ci sono 30 calciatori, 34 sotto contratto e la lista in Serie C potrà contenerne 23, uno in meno dell'anno scorso. Il Taranto è in trattativa per Rapisarda, Welbeck e Bocic. Curado piace al Pescara e potrebbe rientrare nell'operazione che porterebbe in rossazzurro l'attaccante esterno Davide Merola. Domenica prossima alle 17:30 la squadra di Toscano disputerà un amichevole al degli Ulivi contro l'Assisi Calcio, promosso in prima categoria e di proprietà dell'ex presidente del Catania Riccardo Gaucci. Cresce la contestazione dei tifosi a Messina contro il presidente Sciotto. Il Foggia dell'ex direttore sportivo Roma è sul punto di assicurarsi 17 dei 41 gol dell'anno scorso. Dopo il prestito di Zunna, autore di 7 centri, è vicino Emmausso, cannoniere giallorosso con 10. Dopo 15 acquisti deve sottoporsi ad una cura dimagrante il Trapani, che ha appena rescisso il contratto con l'attaccante convitto.
Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.